Rimarrà piantonato dai carabinieri finché sarà dimesso dal reparto di psichiatria dell'ospedale di Bassano il 21enne accusato dell'aggressione di un medico che stava facendo degli accertamenti su di lui. Il giovane italiano residente a Bassano è stato arrestato e su disposizione della Procura della Repubblica di Vicenza sarà poi condotto in carcere dopo le cure al San Bassiano. Contro di lui le accuse sono di lesioni e danneggiamento. Nella notte tra giovedì e venerdì intorno alle 4 era stato portato al pronto soccorso in seguito ad un intervento in centro storico degli uomini dell'Arma e degli agenti del commissariato di polizia che lo avevano trovato in stato di alterazione psicofisica. Il 21enne, già in cura al centro di salute mentale dell'ULSS Pedemontana e noto anche alle forze dell'ordine, era inizialmente tranquillo e collaborativo ed è stato visitato al pronto soccorso proprio dallo psichiatra che è il suo specialista di riferimento. Il medico ha così deciso di fare degli approfondimenti cominciando da un prelievo di sangue da effettuare in reparto. Il giovane, vedendo avvicinarsi l'infermiera, si è liberato della sorveglianza dei sanitari e dei loro tentativi di contenerlo. A quel punto si è scagliato contro il medico colpendolo violentemente con dei pugni. Lo psichiatra, anche se frastornato, ha tentato una fuga ma è stato raggiunto dal suo paziente che ha ripreso a colpirlo nuovamente con calci e pugni in varie parti del corpo. Solo l'intervento di altri sanitari ha riportato alla calma la situazione grazie ad una sedazione dell'aggressore. Per il medico la prognosi è di 50 giorni. Piena solidarietà è stata espressa dall'ULSS Pedemontana col direttore generale Giovanni Carretta, secondo il quale il fenomeno delle aggressioni rimane preoccupante nonostante le misure di prevenzione prese a più livelli e i sistemi di allarme fino alla formazione specifica. Un messaggio di vicinanza al medico è arrivato anche dal presidente della regione Alberto Stefani, che condanna l'accaduto e chiede rispetto per il personale sanitario.